In qualche modo era atteso, ma è l'aumento più alto mai avvenuto per il settore balneare. Parliamo del rincaro del 25,15% del canone demaniale per la concessione delle spiagge. Finora il canone minimo era pari a 2.700 euro all'anno, che ora diventano quasi 3.400, un aumento che non arriva da indicazioni europee, ma è tutto italiano. Questo è un aumento italiano, si tratta appunto di un adeguamento Istat del Monte Canoni e quindi finisce per colpire alcuni territori in maniera maggiore rispetto ad altri. Il Veneto è una regione che da questo punto di vista è da tempo pronta per affrontare i futuri percorsi di evidenza pubblica. In Italia il monte canoni complessivo è di 92 milioni di euro, il 13% viene dal Veneto, che è la prima regione per gettito pagato. Di questi 15 milioni però il 95% resta a Roma e solo il 5% arriva in Veneto. Ora si temono aumenti per il cliente, dai lettini ai servizi in spiaggia. È presto per rispondere a questa domanda, faremo delle valutazioni nei prossimi mesi. Nelle ultime stagioni non si è mai verificato un incremento dei prezzi, un incremento importante dei prezzi sulla costa veneta, nonostante ad esempio il caro energie. Il 25% di aumento però è una cifra molto alta, specie per le aziende grandi. Da Cavallino Treporti a Bibione, dunque, il rischio di aumenti è forte e l'incertezza per il futuro rimane, visto che tra un anno sono previste le gare europee, sulle quali però non si conoscono né i contenuti né eventuali proroghe.